Da Cortina da un pezzo con Paolo De Cian in una doppia veste, e partiamo intanto da quella sportiva perché siamo in terra di Olimpiadi, in clima di Olimpiadi, quella di presidente della Dolomiti Bellunesi. In questi giorni presentata la nuova maglia che porta il nome, il marchio Dolomiti Bellunesi sulla maglia in giro per l'Italia. Quindi è una giornata importante per noi perché siamo qui a Cortina con la DMO, che è un'associazione che ci ha dato veramente un notevole contributo a livello finanziario e ci crede nel territorio, quel territorio che noi 4 anni fa nella fusione abbiamo voluto unire, perché secondo noi l'unità fa la forza e dovremmo anche le altre realtà, se capiscono che unirsi si possono ottenere tantissimi risultati, possiamo veramente per la provincia di Belluno onorarla e raggiungere obiettivi importanti anche in altre realtà al di fuori dello sport. La promozione del territorio attraverso lo sport diventa importante, siamo in clima olimpico, ma anche il calcio a livello professionistico come quello della Dolomiti diventa fondamentale. Sì, per me è un onore essere qua a Cortina a presentare una maglia in un evento così importante di natura mondiale. Noi 4 anni fa ci eravamo detti sarebbe bello per l'anno delle Olimpiadi essere dei professionisti, non so se sia merito o demerito, sicuramente qualche capacità ce l'abbiamo, ma oggi essere qua a Cortina in questo evento mondiale è una cosa per me incredibile e spero che altre persone in un futuro la possano vivere come la sto vivendo oggi io. Abbiamo anticipato prima il doppio ruolo perché De Cian, oltre ad essere presidente della Dolomiti Bellunesi, è anche presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, e di costruzione, di edilizia, di legacy come si dice, ce n'è molto da parlare, da dire, da fare. Sì, devo dire, e qui devo fare i complimenti a tutte all'ANAS, perché magari 2 o 3 anni fa eravamo partiti un po' in sordina, però hanno fatto dei miracoli, sono riusciti ad aprirne 2 su 3 e adesso stanno appaltando, il commissario sta appaltando anche la variante di Longarone, quindi per l'intero territorio abbiamo veramente raggiunto un qualcosa che in questi giorni magari in questo periodo viviamo le Olimpiadi, però in un prossimo futuro capiremo quello che le Olimpiadi hanno portato a livello infrastrutturale per l'intero territorio bellunese e dell'intera provincia, perché io guardo sempre che le Olimpiadi vanno viste per l'intero territorio provinciale, perché probabilmente Cortina non dico che non avesse bisogno delle Olimpiadi, Cortina è Cortina, quindi però è di traino e dobbiamo capire questa cosa e secondo me porterà veramente di grossi benefici nei prossimi anni. Quali sono i benefici che come costruttori vedete o potete pensare di immaginare per il prossimo futuro? Ma secondo me l'accessibilità al territorio, che quando sarà fatta anche la variante di Longarone, raggiungere Cortina e tutto il territorio del Cadore sarà veramente semplicissimo e quindi secondo me la viabilità e tutte le prossime, anche quelle strutture che non si sono completate come la variante di Longarone sicuramente daranno veramente sviluppo e aumenteranno lo sviluppo e l'accessibilità di un mondo del turismo che secondo me si alzerà nuovamente. Anche se magari leggo ultimamente sui giornali che non so se sia stato fatto un po' di terrorismo psicologico e la gente ha paura di venite perché le montagne sono belle, l'ambiente è bellissimo, venite su, non avete paura, anche senza pass, tranquilli. Grazie mille ancora Paolo De Cian. Grazie mille e buona giornata a tutti.